Dopo anni di crisi, l'azienda produttrice di cucine Lofra torna a sperare a risollevare le sorti dei lavoratori cassettegati e un compratore iraniano. Nel giro della città, i protagonisti di tre atti di coraggio avvenuti a Padova lo scorso dicembre sono poliziotti, carabinieri, ma anche... Adesso qualche attimo di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in studio, adesso la cronaca da Treviso e provincia. Povegliano, blitz della questura nella notte in un laboratorio di cinesi, 13 le persone trovate a lavorare, decine le marche prodotte, guardate. Fiamme nella notte nel parcheggio dell'aeroporto Canova di Treviso, 2 i veicoli incendiati, i residenti alzano la voce e chiedono maggiore sicurezza nell'area. A Treviso un'anziana rapinata da un finto maresciallo dei carabinieri, il bottino ammonta a 1.000 euro, ai nostri microfoni il racconto della donna. Di salute, 22 ristoranti della Marca che hanno aderito all'iniziativa della Lega Italiana contro i tumori, inserendo nelle ricette salutari e leggere nei menù. Vediamo. Saranno i camerieri domani sera alla pizzeria Sant'Agostino di Treviso, per il locale dove proprio venne offesa una bambina disabile. 1.000 persone ieri sera a Cendon di Silea per il tradizionale appuntamento con il processo a Veccia. Allora vediamo le immagini. Splendide immagini, anche divertenti devo dire. Chiudiamo il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per l'attenzione.